Paolo Pizzolato di Prima il Veneto. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Grazie. Pizzolato, allora torniamo poi vediamo cosa è successo oggi in Parlamento, però chiudiamo il cerchio sul centrodestra, la Vannacci, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Beh, lei sa benissimo da dove provengo. È inutile nascondere alla gente, al pubblico e chi in studio che io ero il segretario della Lega Nord della provincia di Venezia, per cui è un movimento che conosco perfettamente o come le mie tasche. Devo riconoscere una cosa in questo periodo. A Barbisan il coraggio di aver mollato, a Favero il coraggio di aver protestato all'epoca in cui Vannacci era vice segretario e aver corso il rischio anche di essere espulso, se non sbaglio Favero, da quello che ricordo. Mi sembra di aver capito questa cosa, Favero non era attento. Non eri attento. E a Villanova no, sono attento. Ho detto che ricordo che Vannacci aveva chiesto addirittura la tua espulsione perché ti eri ribellato a qualcosa. Mi sbaglio su questa cosa? Sì, ma allora, aspetta, questo straordinario e inspiegabile vantaggio. Aspetta che finisco. E Villanova il fatto di non aver rinnovato la tessera con la Lega Nord perché dopo i ruoli che ha occupato ha un coraggio enorme. Qual è stato lo sbaglio della Lega che si concretizza in questo momento? 10 anni fa, quando noi siamo stati espulsi da Flavio Tosi, che aveva inventato il partito del fare per poter fare in maniera di spiazzare Zaia, che poi è stato espulso anche lui, che adesso è segretario di Forza Italia, per cui pensiamo che un po' di personaggio sto parlando, noi ci eravamo già accorti che con Salvini qualcosa sarebbe cambiato in negativo. Effettivamente è successo questo. Quando lui è arrivato, la prima cosa che ha fatto è stata quella di commissariare tutte le sezioni e tutte le circoscrizioni e fare in maniera che per 10 anni, ripeto 10 anni, non avvenissero più i rinnovi dell'incarico all'interno di queste sezioni. Ha nominato dei commissari, non si sapeva nemmeno da dove provenissero, gente con la tessera che non si sapeva nemmeno dove abitassero, da che paese fosse, erano stati commissariati completamente. I vecchi non potevano più parlare, i giovani dovevano stare attenti e si doveva fare quello che diceva lui. Vivendo in questo concerto di terrore, perché era vero terrore, perché all'interno delle sezioni se tu avevi paura di dire qualcosa o di sbagliare eri automaticamente espulso, non ti davano nemmeno una provvisoria di 5-10 giorni perché avevi fatto e venivi espulso immediatamente. Cosa è successo? È successo che tutti i leghisti purtroppo, ripeto, io provengo da quel partito, hanno dovuto adattarsi a quello che era l'egemonia di questo nuovo capitano che faceva tutto lui, che diceva tutto lui e gli altri dovevano adattarsi. Nel corso del tempo lui ha perso quello che era il problema del federalismo, quelli che erano le problematiche del Nord, e gli imprenditori del Nord in questo momento gli rinfacciano questo. Nel Vicentino, con il problema degli orafi o cose di questo genere, quando io vado a trovarli ricordano ancora questo, che lui praticamente non si è preso più la briga di difendere il Nord, il Veneto e la Lombardia e logicamente comandava anche nel Veneto, così come i Lombardi hanno sempre fatto. Cosa è successo? È successo che secondo lui dovevano andare a prendere voti nel Sud, si è gettato nel Sud, si è gettato con la casetta a Roma, adesso vuole il ponte sullo Stretto e questi evidentemente sono i risultati di tutto quello che ha fatto nell'arco di 10 anni. Un uomo che non capisce nulla di politica, una nullità, ripeto, davanti a tutta la gente che mi sta ascoltando a livello politico, che però prende ancora un po' di voti per il terrore, diciamo, di quelli che sono i sostenitori militanti della Lega, che credono che si possa ancora fare qualcosa. Dove è stato lo sbaglio dei militanti, dei simpatizzanti della Lega? Di non essersi ribellati 10 anni fa, quando questo personaggio ambiguo, diciamo, è entrato nella Lega. Purtroppo adesso c'è un momento dove qualcuno vuole prendere un qualcosa in mano, vuole cercare di rifare, ritornare alle origini, ma con lui non è facile, perché lui ti fa tacere, ti mette da parte e logicamente allontana anche Zaia, sul quale credono tantissimi. Grazie Pizzolato. Però a parte questo, Pizzolato, sull'economia, lei che lavora nel settore bancario, come stanno andando le cose? Perché ci sono sempre due scuole di pensiero, si va benissimo, si va malissimo. Allora, solitamente sa perfettamente che sono molto pessimista quando vengo qui e parlo di economia. Cerchiamo di fare in maniera di essere un po' allineati in questo periodo. Oggi è stato un colpaccio per tutti quanti in Europa, perché sapete che è aumentato il tasso dello 0,25 per combattere l'inflazione. Ma cosa vuol dire combattere l'inflazione? Vuol dire fare in maniera di far sì che la gente spenda meno per cercare di diminuire i prezzi. Allora, già eravamo messi male, già abbiamo la benzina e il gasolio a 2 euro, già abbiamo le casse praticamente degli italiani che stanno un po' svuotando e sinceramente in questo momento non avrei aumentato il tasso di interesse a 0,25. Sapete perfettamente che su un mutuo di 100.000 euro, come l'hanno fatto vedere, si tratta di una quota che va dai 60 ai 70 euro all'anno, scusate, al mese, per cui circa 800 euro all'anno. 800 euro all'anno non saranno uno stipendio, ma c'è gente che percepisce 900
1.900 euro al mese. È un dramma perché si sta delineando un'Italia che vive su questi parametri. Quelli che stanno bene e che vedete che riempiono sempre le piste da sci o che riempiono le spiagge sono solitamente una media di 7 milioni di italiani. Quelli che stanno peggio di tutti, proprio sotto la soglia di povertà, sono arrivati a essere 8 milioni di italiani. Quelli che ancora riescono a poter dire qualcosa ma non riescono a mettere da parte assolutamente nulla sono diventati una decina. Il ceto medio, io ero un ceto medio, dipendente di banca, non esiste più. Con un solo stipendio non sarei in grado di poter mantenere una famiglia e ho bisogno di un'altra persona che mi aiuti per poter cercare di concretizzare qualcosa. Concretizzare vuol dire anche comprare una macchina a rate, non vuol dire andare in ferie, perché le ferie sono diventate un lusso. Anni fa le ferie erano costituite da circa 15 giorni, un po' di anni fa sono diminuite a 10, adesso vanno da 5 a 4 anche a 3. Ci sono delle toccate e fuga e questo è praticamente il quadro economico in questo momento. L'industria sta andando malissimo, come è stato detto da Confindustria, da circa 4 anni e mezzo l'industria non cresce più. Ma qual è il problema? Il problema è che le assunzioni che vengono fatte anche in certi momenti, che sono esplose queste proposte di assunzioni, sono assunzioni che durano 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, un anno, tutte cose a tempo determinato o a scadenza. Questo contribuisce ad aumentare quello che può essere la nicchia, il nucleo di persone assunte, per cui incrementare le assunzioni come qualcuno dice, ma sinceramente delineandole e plasmandole con tutte le assunzioni che ci sono in questo momento, sinceramente la quota media è bassissima. Vuol dire che continuano a restare i vecchi che diventano sempre più vecchi perché le pensioni si stanno allungando. Voi sapete che fra 2 anni andremo in pensione quasi a 68 anni, 67 anni e 11 mesi praticamente, con i parametri che sono stati fatti. E questo vuol dire un paese che in questo momento economicamente è talmente in stallo che non mi permetto ancora, come vorrebbe qualcuno, parlare di recessione, perché cerco di essere un po' positivo, però in tutta onestà siamo proprio al limite a livello economico per poter dire che l'Italia sta andando verso la recessione. Non riusciamo sinceramente ad alzare la testa. Prima cosa perché i prezzi sono altissimi, seconda cosa perché l'economia non tira più.